Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anticipo in diretta del telegiornale delle 13:20 che quest'oggi passiamo in compagnia dell'amica e collega Viviana Facchinetti per parlare del libro Trieste e i suoi pompieri attraverso secoli di storia, cronaca e vita vissuta, perché i vigili del fuoco ci sono sempre. Grazie Viviana per essere tornata nei nostri studi. Questo è il libro, poi dopo vedremo anche alcuni filmati che al libro si riferiscono. È un volume tra l'altro che mi dicevi c'è il rischio che debba andare in ristampa. Sì, perché in una settimana praticamente si è volatilizzato. Beh, ne abbiamo parlato per tanti anni, no? È stata una gestazione lunga, difficile, sofferta, per cui il giorno in cui c'è stata la presentazione, c'è stata l'anteprima al Salone di Torino e là ero emozionata, però la volta che l'altra settimana è stato presentato nella caserma dei Vigili del Fuoco, alla presenza del comandante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che però mi aveva assistito tanti anni fa, mentre lui era comandante a Trieste, per cui c'è stato tutto un insieme di emozioni, commozioni. Penso che non ci fosse persona che mi dice "te sei passata", perché tutti sapevano quanto fossi emozionata. Ecco, è un libro che apparentemente come dire, si distacca dalle tue produzioni recenti. Allora, molto si distacca, però nello stesso tempo coinvolge. Perché intanto, per cominciare, come Vigili del Fuoco c'è la figura iconica di Arnaldo Arzaric. Ah, ho capito, sì, dopo. No, Arnaldo Arzaric, che a un certo punto è la figura iconica del Vigili del Fuoco, che ha seguito, che ha potuto realizzare, bravissimo, il recupero dei corpi degli infoibati, tra i quali anche quello della Norma Cossetto. Per cui, ecco, diciamo che c'entra sempre anche col mondo. Infatti non per niente a supportare la pubblicazione è stata l'associazione, per cui io sono il direttore del giornale Reina di Pola, e l'Associazione Italiana di Pola e Istria, Libero Comune di Pola in Esilio, che ha supportato la pubblicazione. E quindi ci sono tanti, anche perché cominciamo con il discorso nel libro, che comincia ancora nel 1300. E man mano che ci sono i passi, le evoluzioni, le attenzioni, e tante volte ci sono che da Rovigno, da Pola, quindi mandano qualcuno perché vogliono collaborare, poi senza parlare poi di tutti i vari distaccamenti che ci sono stati anche durante la guerra, a Cattaro, a Traù, a Lubiana, a Fiume e naturalmente a Pola, per cui ci sono tante testimonianze. C'è la storia, per cui ho cercato in archivio, ma ci sono anche tante dirette testimonianze, dopo quando hai piacere ne parliamo. Perché il libro è dedicato, diciamo così, alla memoria di Giordano Sgorbissa? Sgorbissa, era il vicecomandante e da generazioni, perché dal nonno al figlio al nipote, 3 generazioni di Vigili del Fuoco. E un grande Vigile del Fuoco, un vicecomandante, appassionato sia alla professione, che io dico sempre è una missione scelta, ma anche appassionato della storia nei secoli e anche abbinata alla storia di Trieste. E infatti, calcolando che ho cominciato nel 2009 a fare le ricerche per questo libro, per questo la gestazione è importante. Infatti, ecco, sofferta e lunga, però con tanta soddisfazione adesso, è una ricompensa. E allora mi hanno presentato, io ho avuto 3 colonne, e c'è stato il nostro Nereo che conosciamo, siccome no, Nereo Decimani, ecco, che mi ha presentato Fabrizio, il caposquadra Fabrizio Apollinari, un giovane Vigile del Fuoco appassionato anche lui sia della missione che della storia, per cui quando c'era stato anche il trasloco dalla vecchia sede alla nuova sede, tutto questo, quello che rappresentava l'archivio di documentazione, registri eccetera, giaceva in uno scantinato con un po' d'acqua anche, con qualche impronta anche di qualche stivale perché per premere dentro nello scatolone. E lui è stato autorizzato a mettere ordine, per cui è nato un archivio che è una cosa che chi lo vede
si innamora perché trovi i registri addirittura da fine 800, con i verbali di giornate, missioni, senza calcolare tutte le varie documentazioni, lettere, insomma è un po' difficile raccontare tutte le varie cose. Ecco, per cui Geometra Sgorbissa mi ha dato la sua disponibilità ad affiancarsi, o che io lo affiancassi nelle sue ricerche o nel materiale che aveva già preparato. Purtroppo appunto la gestazione è stata lunga, per cui è mancato nel 2019 e quindi il minimo che potevo fare, oltre che ricordarlo più volte nel libro per tutto quello che lui ci ha insegnato, era dedicare il libro a lui. Il libro è di quelli che a me affascinano perché c'è tantissima, appunto, come dicevi, documentazione, tantissime fotografie, tantissimi documenti anche, appunto, e cos'è? Segue la storia dei Vigili del Fuoco cronologicamente. Sì, infatti ho messo anche in maniera che ognuno può anche cercare la cosa che più gli interessa, cominciando appunto dalla dedizione di Trieste all'Austria, poi a Maria Teresa, alle invasioni di Napoleone, abbiamo infatti le province illiriche, e poi il ritorno all'Austria, tutto avanti, praticamente fino al marzo del 2025. Che è l'ultima. E tra l'altro poi ci sono anche le immagini che non vediamo molto spesso, se devo essere sincero, anche dei bombardamenti durante la guerra. Comincia già con qualche prima fotografia, perché appunto l'intervento dei Vigili del Fuoco, con una testimonianza raccolta ancora dal piccolo tantissimi anni fa, perché la persona adesso non c'è più, però aveva raccontato che lui aveva partecipato allo spegnimento della ginnastica triestina, il piccolo, quando c'è stata la dichiarazione di guerra all'Austria. E poi abbiamo, a proposito di incendi, la storia verbalizzata, perché è sempre una storia che solleva sempre vari commenti, però calcolando che l'incendio del Balkan è stato verbalizzato, per cui io non ho fatto nessun commento, però ho riportato, e non è una fatica perché è tutto scritto col pennino, non era scritto né al computer né con la penna biro, e quindi abbiamo addirittura nome e cognome del tavoleggiante, che per me al momento, confesso l'ignoranza, ho detto chi? Che era, questo tavoleggiante era in servizio al Caffè Fabris, quindi diciamo di fronte. Di fronte al... Ecco, quindi abbiamo già chi diede l'allarme, e tutti gli interventi che sono stati fatti, nomi, cognomi, il personale, la squadra, gli strumenti che furono usati, che durò anche 2 giorni, no? Naturalmente, dove si agganciarono, il crollo, un vigile del fuoco che è rimasto ferito, per fortuna in maniera che ha potuto superare anche le ferite. Senti, prima di affrontare c'è proprio anche una tradizione di famiglia, no? Ci sono più gente, diciamo così, che dinastia, proprio la dinastia ecco, dei Vigili del Fuoco, perché spesso e volentieri abbiamo Vigili del Fuoco di 3 generazioni, non ultimo appunto anche il comandante Sgorbissa, che appunto c'era suo nonno, suo papà e lui. E poi comunque ci sono anche tanti altri che appunto, di certi abbiamo anche la fotografia delle 3 generazioni insieme, e sono riuscita ad intervistare qualcuno appunto delle varie generazioni, e oltretutto lo slancio, il legame che hanno con il corpo, perché sono sempre pronti a dire Migo frequenta sempre anche la caserma perché venivo a mio papà, eccetera, e uno addirittura ha detto per me i Vigili del Fuoco era un Dio che poteva far tutto, era proprio la passione. E oltretutto anche quando li intervistavo, la cosa bella era la semplicità. Quasi si schivavano, no? Nel senso, perché invece capisci che è una missione, perché la mia ammirazione è senza fine, perché oltretutto sanno fare tutto. Non è un caso poi che nella maggior parte dei casi, chiedo scusa per il gioco di parole,
i bambini sono attratti anche Infatti esiste per Santa Barbara, c'è la celebrazione della patrona, però dopo danno la possibilità ai bambini di partecipare, di essere per qualche ora i vigili del fuoco. Io ho pubblicato un po' di foto, però naturalmente con la storia che non si possono fotografare i bambini, quindi ho dovuto metterli di schiena, però comunque... Io mi ricordo, io ero a New York, non so in quale circostanza, di festa per gli Stati Uniti, e c'era la possibilità appunto di andare, di salire poi lì ci sono anche dei mezzi, quelli che vediamo nei film, anche molto... ma anche i nostri, No, invece volevo chiederti questo dato perché nel libro doverosamente è citato, ed è un episodio che credo sia a oggi l'impegno più importante, più pesante dal punto di vista degli uomini e anche dal punto di vista della gravità dell'accadimento, cioè l'attentato all'oleodotto, no? Siamo nell'agosto del settembre 1972. Del 72. Quello è stato ed è riportato appunto come è stato vissuto da varie persone, sono degli approfondimenti e anche bellissime fotografie. Sì, devo dire la verità, veramente. Se ne parla poco però. Cioè, non lo so, vabbè. Diciamo mi appello al quinto emendamento. Tanto pesa? No, diplomaticamente non faccio commenti perché mi ero offerta anche di scrivere questo, avevo contattato anche l'ente perché supportasse anche questa pubblicazione e è finito niente. Ecco. Io non mi ricordo, cioè mi ricordo perfettamente quelle giornate perché poi le colonne di fumo si vedevano in tutta città. Ho la testimonianza che un vigile del fuoco che ha avuto la prima chiamata era che stava arrivando da Piazza Foraggi, stava dirigendosi verso l'area e ha mandato subito l'appello in centrale: mandè più muli che podè perché quasi qualcosa di grave. Non ci furono morti, se non mi... sì? Questo non ricordo. Feriti, sì. Ma morti per fortuna no. Ci sono anche varie testimonianze. Una cosa che mi preme anche ricordare, appunto abbiamo ricordato prima il maresciallo Arzaric e avevamo presenti i due pronipoti Arzaric anche alla presentazione. Loro fanno No, perché comunque sono i figli di una nipote, ecco. Comunque uno proprio porta avanti ancora il cognome Arzaric, ma il fatto di cui mi vanto, mi sento orgogliosa, perché grazie a me che ero in contatto, perché la Sara Arzaric era membro dell'Associazione Italiani di Pola Istria, per cui era il nostro socio perché lui è polesano e quindi sono rimasta in contatto anche con la figlia eccetera e l'anno scorso per la giornata del ricordo avevano pensato di rintracciarla per ridare la divisa di cui era stato privato lo zio. E grazie a me ho fatto da contatto e per cui hanno fatto una bella cerimonia che penso quella che si sia vista anche nelle immagini, perché hanno dato sia la divisa che l'elmo, che naturalmente non è quello di quella volta, però è stato un gesto di ricordo, infatti erano presenti. Perché anche. Poi questo noi l'abbiamo visto anche in questi giorni dove ne parlavamo l'altro ieri, ieri parlavamo appunto, c'è anche quel fascino che gioca la divisa, no? Sì, ma ti dirò che quella dei Vigili del Fuoco relativamente, perché sono proprio loro, dopo No, intendevo più che altro il fascino che la divisa suscita per quanto riguarda chi la indossava. Certo. I familiari, io per esempio, si parva licet, l'uniforme degli autisti della CEGAT e di ACT per me significano qualche cosa, insomma, perché adesso non vorrei fare se sono qua e anche grazie ad ACEGAT e ACT e anche al fatto che mio papà ci lavorava. Ecco, però dire, in questo senso la divisa ha un significato... riassume un ricordo. Certo. In questo senso. Allora, ci avviamo verso la conclusione, abbiamo ancora poco più di un minuto. Temo a fare la domanda, nel senso
A che cosa miri adesso? No, io sono solo travolta per il momento. Quindi non hai ancora. Ti prego soltanto la dedica. Sì, giusto, perché c'è una battuta. No, anche perché io fin da bambina, ogni volta quando mi facevano fare le iniziali, le mie iniziali sono VF, e quindi mi dicevano sempre Vigili del Fuoco, non so se è nomen, comunque ti prego il finale, leggilo tu. Devo leggere tutto? Sì. No, ma basta che tu legga il finale. No, quella consentitemi. Consentitemi. Altrimenti sforiamo. Consentitemi la battuta, da VF ai WWF, grazie di esistere Viviana Facchinetti. Poi ci ho pensato dopo al fatto dell'iniziale. Quindi allora abbiamo in realtà ancora un minuto. Il libro è pubblicato con il contributo dell'Associazione Italiani Pola e Istria, Libero Comune di Pola in esilio. Il prossimo numero dell'Arena di Pola quando è già uscito, perché è quello di giugno, dove parliamo anche della presentazione del libro, ma ci sono anche le fotografie della festa, eccetera, per cui e anche di Torino, perché ricordiamo che anche l'anteprima. Sì, forse non vi avevamo soltanto accennato, il libro è stato presentato al Salone del libro di Torino. Grazie a Viviana Facchinetti, complimenti per il libro, buon lavoro, facci sapere dove ti concentri per il prossimo impegno, perché insomma questi sono quei bei libri di testimonianza e di persone, di racconti, di storia, e anche della storia fondamentalmente di tutti i giorni. Non solo dei vigili, ma anche di Trieste. Ma anche di Trieste. Con le curiosità di Trieste soprattutto. Grazie Viviana, buon lavoro. Grazie. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi il telegiornale delle 13:20. Buongiorno telespettatori Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Un bonifico dagli Stati Uniti in serata per saldare le pendenze e iscriversi alla Serie C, oppure l'avvio della procedura di fallimento. Il tempo stringe in casa triestina, entro domani bisogna perfezionare l'iscrizione al campionato e al momento i soldi in cassa per procedere ai pagamenti di dipendenti e fornitori, fondamentali perché l'iscrizione non venga rigettata, non ci sono ancora. L'ultima speranza della Triestina è appesa a un click, quello che dovrebbe effettuare da Atlanta il presidente Ben Rosenweig, o chi per lui a livello bancario, per rimpinguare con un bonifico le casse della società tra le 16 e le 17 ora di Atlanta, vale a dire per l'Italia tra le 22 e le 23 di questa sera. Questa è l'ultima chance per consentire domattina di far partire i pagamenti a giocatori, dipendenti, fornitori e creditori, dunque a stretto giro operare la fideiussione da 700.000 euro per l'iscrizione alla Serie C. Tecnicamente, filtra dalla società, il tutto è completabile in un brevissimo lasso di tempo, perché bonifici e operazioni bancarie sono già state precompilate e salvate in bozza. Basta insomma effettuare una serie di operazioni informatiche a Trieste, ma tutto, potremmo sintetizzare, dipende dal big click made in USA, quello che stanzia la necessaria pecunia. Se ciò avverrà è probabile che si ricorra a un prestito o a una linea di credito aperta dai nuovi investitori per i 4.990.000 euro necessari a questo primo step. Se ciò non avverrà, le responsabilità di un eventuale fallimento ricadranno in primis sull'amministratore delegato Sebastiano Stella, che sta vivendo momenti quanto mai difficili, attendendo in sede la chiamata dall'America. Si tratterebbe di un disastro sportivo ma anche finanziario, considerati quasi 25 milioni di euro bruciati in 2 anni e mezzo. Al netto del procedimento civilistico, la società sportiva verrebbe azzerata con una possibile ripartenza in mano di chi, non si sa, dai dilettanti, eccellenza o promozione. Un'altra ipotesi è quella di poter associare il proprio nome a un'altra realtà che già milita in Serie D. Torna in auge in questo senso l'interessamento della famiglia Zanutta, proprietaria del Ciarlins Muzzane, già da anni al centro di ipotesi collegate alla gestione della Labarda. L'azienda friulana vanta un'indiscussa solidità e potrebbe essere la via d'uscita meno dolorosa, al netto dell'ennesimo trauma per la tifoseria rossalabardata.
E sulle ore di tensione che si sta vivendo fra i tifosi rossolabardati è intervenuto anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga, ricordando gli sforzi fatti dall'amministrazione per il sostegno alla società, il rifacimento del campo del Rocco e il finanziamento del centro di allenamento a Muggia. È preoccupante, mi auguro possa essere risolta entro venerdì. So che la proprietà sta lavorando in tal senso, mi auguro che si raggiungano gli obiettivi, perché penso che le amministrazioni pubbliche della regione e del comune hanno dimostrato tutta la vicinanza alla squadra, la volontà di sviluppare anche il calcio nella città di Trieste, perché può essere veramente un fattore attrattivo molto importante di sviluppo. Mi auguro che ci sia l'impegno da parte di tutti, ovviamente quello che noi abbiamo potuto fare lo facciamo e quello che potremo fare lo faremo come istituzioni. Per questa sera è previsto il corteo di protesta dei tifosi della Triestina contro la dirigenza della società rossolabardata. Tele4 sarà in diretta con collegamenti dalla manifestazione e interviste nel corso del telegiornale delle 19:30. Il ritrovo della tifoseria è previsto per le 18:30 in Piazza della Borsa, poi il corteo si dirigerà verso Piazza Unità. Così si legge su un volantino diffuso sui social dal nucleo San Giacomo. Trieste merita rispetto dopo l'ennesima situazione imbarazzante, dopo l'ennesima presa in giro da parte di questa società. Chiediamo un intervento delle istituzioni nelle persone del sindaco di Piazza e del presidente della regione Fedriga. A questi soggetti chiediamo chiarezza sulle sorti della nostra amata Unione e pretendiamo che gli stessi esprimano il loro punto di vista sulla situazione. Pertanto chiamiamo a raccolta tutta la tifoseria alabardata. Ring questa sera, inizio intorno alle 21:10, gli ospiti saranno Nicola Deli Quadri del Partito Democratico, Mauro Capozzella del Movimento 5 Stelle, Michele Lobianco di Forza Italia e Igor Treleani di Fratelli d'Italia. Piazza Unità ha ospitato stamattina la cerimonia per l'anniversario dell'Arma dei Carabinieri, una cerimonia che ha testimoniato una volta di più l'attaccamento, l'affetto e il rispetto dei cittadini nei confronti dell'Arma. E proprio avere questa grande adesione di pubblico, soprattutto quello che mi riempie il cuore e mi onora, tutti questi ragazzi, tutti questi giovani, questi bambini che ho di fronte a me, questo significa che stiamo facendo bene. Trieste dunque ha risposto. Stamani in Piazza Unità l'Arma dei Carabinieri ha celebrato alla grande il 211° anniversario dalla fondazione, nel giorno che ricorda la prima medaglia d'oro al valore conferita alla bandiera dell'Arma. Una cerimonia solenne ma snella a livello regionale, caratterizzata dai consueti passaggi di labari, dalla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, dall'attenzione nei confronti della stessa storia dei Carabinieri, caratterizzata a Trieste e in Friuli Venezia Giulia da episodi in cui la storia si è andata mescolando con la cronaca, su tutti il ritorno di Trieste all'Italia e la strage di Peteano, esemplificata sotto certi aspetti anche da tradizioni familiari. La cerimonia, durante la quale alcuni militari distintisi in particolari operazioni o in atti di coraggio hanno ricevuto speciali riconoscimenti ed alcuni studenti a loro volta sono stati premiati, ha visto la presenza delle massime autorità civili e militari e molta gente, segno di un affetto nei confronti dell'Arma che gli stessi carabinieri percepiscono in termini di vicinanza. L'esigenza non è richiamare nuovi carabinieri, perché di questo non abbiamo bisogno. L'esigenza è dire al cittadino, soprattutto ai più giovani, cosa facciamo per loro, come adempiamo agli obblighi che tramite le leggi il cittadino stesso ci dà. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga, a margine della cerimonia, così ha invece sintetizzato il rapporto indispensabile dei carabinieri e delle altre forze dell'ordine con le istituzioni della vita quotidiana di una comunità. È la quotidianità degli uomini e delle donne, delle forze dell'ordine e dell'Arma dei Carabinieri che garantisce sicurezza e garantisce economia. Il Friuli Venezia Giulia è la regione che attrae maggiori investimenti a livello italiano. Questo è frutto di un sistema che si muove insieme e le forze di sicurezza svolgono un ruolo importantissimo. L'ispettore Lionello Schillani è collegato con noi dalla sala operativa della Polizia Locale. Gli cedo la linea per le consuete comunicazioni per quanto riguarda viabilità e traffico. A lei, ispettore, buona giornata.
Sì, buongiorno a lei, dottor Bosazzi, e a tutti gli spettatori. Innanzitutto la mattina trascorsa con interventi di routine, la manifestazione da voi segnalata in Piazza Unità, quella festa dei colleghi dei Carabinieri si è svolta regolarmente senza nessuna ripercussione sul traffico. L'area di sosta delle rive, che era stata interdetta appunto per la manifestazione e posizione dei mezzi, è stata riaperta, quindi si può riusufruire di tutta l'area di sosta antistante la stazione marittima, che però purtroppo verrà richiusa domani 6 giugno e rimarrà chiusa fino all'11 giugno per l'arrivo in questa volta delle navi da crociera, quindi si avrà una riduzione della zona di sosta sulle rive che sono state interessate da alcuni incidenti questa mattina, qualche piccolo rallentamento, nulla di grave per fortuna, adesso il transito è regolare. Per quanto riguarda il pomeriggio non ci sono altre manifestazioni e ricordo solo che questa sera non riguarda il centro città, riguarda chi esce dalla città in direzione Sistiana, ci sarà la chiusura della strada costiera dalle ore 22 di oggi fino alle 2 di domani. Verranno chiuso la strada costiera appunto in entrambi i sensi di marcia, i preavvisi sono già stati posti all'altezza del bivio di Miramare per avvisare appunto la cittadinanza. Inoltre anche chi entra in città, la rampa che dall'autostrada raggiunge la costiera verrà interdetta la circolazione con le deviazioni verso Sistiana. Per quanto riguarda la mattinata di domani, anticipo ci sarà solo una manifestazione presso il campo di calcio di Via Felluga tra le 8 e le 10, quindi potrebbe esserci dei rallentamenti in zona per l'arrivo dei partecipanti. Ricordo ultima cosa, sempre rifacimento alla segnaletica orizzontale, orario notturno e diurno, sempre nella solita zona di Via dei Miramare, Roiano, Corso Cavour, fare attenzione ai cantieri e anche ai coni che vengono lasciati sulla segnaletica appena ridipinta. Con questo restituirei la linea augurando una buona giornata a tutti. Grazie ispettore Schillani, buona giornata e buon lavoro anche a lei. Cronaca, scoperti 10 kg di sigarette di contrabbando nascosti nei paraurti di 2 tir in porto. L'operazione di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane, il nascondiglio è stato scoperto grazie all'intervento del pastore tedesco Lorgan. Sigarette di contrabbando abilmente occultate tra i paraurti dei semirimorchi e nelle intercapedini delle motrici di 2 tir. 10 kg in tutto sequestrati dai funzionari dell'ufficio delle dogane di Trieste insieme ai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza che hanno intercettato i mezzi negli spazi doganali. Gli autoarticolati erano arrivati a bordo di un traghetto Rorò salpato dal porto turco di Ambarli. L'insolito nascondiglio è stato scoperto grazie all'intervento di Lorgan, un pastore tedesco quotidianamente impiegato dalle Fiamme Gialle nella prevenzione e repressione dei traffici illeciti di merci in arrivo all'interno del porto giuliano. Nel corso dell'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trieste, emergeva tra l'altro che le sigarette sequestrate erano state inserite nell'elenco delle cosiddette illicit whites o cheap whites e per questo sprovviste delle autorizzazioni per poter essere commercializzate nell'ambito del mercato dell'Unione Europea, contenendo al proprio interno elevati livelli di catrame, nicotina e monossido di carbonio. Gli autisti, entrambi di nazionalità turca, diretti rispettivamente in Belgio e nei Paesi Bassi, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Furto con spaccata alla farmacia Neri di Muggia poco prima delle 3 del mattino. I ladri, una volta infranto uno degli ingressi, sono però stati messi in fuga dall'impianto di allarme. Le sirene del negozio sono immediatamente entrate in funzione con l'allerta al servizio di vigilanza privata e di seguito ai carabinieri. I malintenzionati non sono riusciti a portar via nulla stando alle prime informazioni. Si tratta della prima volta che accade nella farmacia muggesana. I militari dell'Arma sono alla ricerca di registrazioni nelle vie circostanti, poiché la farmacia non è dotata. I controlli della polizia locale in 4 negozi della città, tra gli articoli tolti dal mercato, giocattoli senza marchio CE, accessori privi di indicazioni sui materiali e alimenti con etichette non conformi alle norme europee. Operazione della Polizia Locale di Trieste per proteggere i consumatori e garantire la sicurezza dei prodotti in vendita. In 4 negozi della città, nelle zone della stazione, Piazza Garibaldi, Via 30 Ottobre e Borgo Teresiano, sono stati sequestrati 2.740 articoli risultanti non conformi alle norme. I controlli sono stati svolti dal nucleo di polizia commerciale, che ha verificato l'assenza di etichette corrette, indicazioni obbligatorie o avvertenze importanti per la salute. Nel dettaglio, gli agenti hanno trovato 181 prodotti alimentari non adatti alla vendita, perché non rispettavano le regole europee sull'etichettatura.
struttura. Sono stati poi individuati 754 oggetti di uso quotidiano, come accessori per la casa o articoli vari, senza informazioni fondamentali in italiano, tra cui nome del produttore, istruzioni e avvertenze. Altri 1063 articoli, come bracciali, anelli e collane, erano privi di indicazioni sui materiali usati, con il rischio di allergie o irritazioni. Ma l'aspetto più preoccupante riguarda i 742 giocattoli sequestrati. Questi oggetti erano privi del marchio CE e delle avvertenze per l'uso, elementi indispensabili per garantire che non contengano sostanze pericolose o piccole parti che possono causare soffocamento. Secondo quanto sottolineato dall'assessore alla sicurezza del Comune di Trieste Caterina De Gavardo, l'operazione punta sia a proteggere la salute dei cittadini, in particolare dei più piccoli, sia a difendere i commercianti onesti che rispettano le regole. I controlli, ha spiegato l'assessore, servono anche a evitare una concorrenza sleale nei confronti di chi lavora correttamente nella nostra città. L'invito per i consumatori è quello di prestare attenzione soprattutto nell'acquisto di prodotti destinati ai bambini, verificando sempre la presenza del marchio CE e delle indicazioni in lingua italiana. Stop al Far West sul nuovo pontile di Marina Iulia a Monfalcone. Il Comune corre ai ripari, vara un'ordinanza in 10 punti per vietare tuffi pericolosi, abbandono di rifiuti e comportamenti inadeguati. Sanzioni fino a 1.000 euro. Dalla sua inaugurazione a maggio, il nuovo pontile di Marina Iulia a Monfalcone è stato spesso teatro di comportamenti indisciplinati, tuffi pericolosi dalla ringhiera, abbandono di rifiuti, oltre allo sfrecciare di monopattini e al posizionamento selvaggio dei telimare. Ora il Comune corre ai ripari e vara l'apposita ordinanza ai 10 punti. Il primo è proprio il divieto di transitare o sostare con ogni tipo di veicolo, comprese le biciclette condotte a mano, gli skate, i pattini e i monopattini, esonerati ovviamente i portatori di disabilità. Vietato inoltre sul pontile e in acqua qualsiasi gioco che produca danno o molestia alle persone e alla quiete. Il punto 3 affronta la questione tuffi. Sono consentiti esclusivamente dall'apposita pedana ribassata, che però rimarrà chiusa in caso di forti mareggiate. Ancora sulla terrazza a mare niente ombrelloni, sedie, lettini e teli, niente commercio, escluso il chiosco autorizzato, niente animali se non al guinzaglio e con l'obbligo per i proprietari di rimuovere gli escrementi. Infine non è consentito pescare né abbandonare o gettare in mare i rifiuti. Sono previste sanzioni in caso di inosservanza che vanno da 100 a 1.000 euro. Il Comune, che ha predisposto l'ordinanza insieme alla Capitaneria di Porto, posizionerà a breve i cartelli con i divieti in 4 lingue. Ci fermiamo ora per la pubblicità, rimanete con noi perché di rientro parleremo anche delle sedute dedicate in Consiglio Comunale alla cabinovia. Allora, seconda parte di questa telegiornale, insomma, siamo in compagnia, ci ha raggiunto il collega Bernardo Gulotta per raccontarci quello che è accaduto questa mattina in Consiglio Comunale, dove, come sapete, si sta discutendo di cabinovia. Intanto che clima c'è stato, Bernardo? Buongiorno Umberto, buongiorno a tutti i telespettatori. Un consiglio che questa mattina in realtà non ha visto grandi fasi d'aula perché è cominciato alle 9, ma alle 10 c'è la celebrazione per i carabinieri, quindi molte delle rappresentanze dei partiti e della giunta hanno voluto partecipare, quindi la seduta è stata sospesa fino a mezzogiorno, quindi di fatto è stata un'oretta scarsa quella di questa mattina prima della cerimonia dei carabinieri. A seguire poi si è ricominciato con l'ordine dei lavori, che in realtà dopo 20 minuti da mezzogiorno, quando sono ripartiti, è stata nuovamente sospesa. Allora, per fare un ordine cronologico di questa mattinata, andiamo prima a vedere questo estratto che vi proponiamo, che non fa altro che riassumere il clima, visto che rispondo così alla domanda, da parte dell'opposizione per uno specifico argomento che adesso andremo a capire nel servizio e poi spiegheremo. Pretendo che vi sia un controllo e una risposta anche del segretario generale in merito a quello che è il diritto del consigliere comunale che in questo momento viene infranto e completamente eliminato. Mi dica dove nel TUEL è scritto che noi non possiamo richiedere di modificare il dispositivo, me lo dica e pretendo che venga detto
sarete responsabili, perché questo tipo di procedura non sarà più corretta, sarà viziata. Io voglio che venga allegata la sua dichiarazione che specifica per quale motivo lei impedisce, insieme alla capigruppo, insieme a un'eventuale votazione del Consiglio, lei impedisce a noi consiglieri di apportare delle modifiche al dispositivo, e mi spieghi dove trovo questa regola nel TUEL, me lo dica! Non è mai successo che il consigliere comunale, lei è utile che sia la presa del Presidente. La legge Presidente propone, l'Aula decide, io non decido niente. Ecco, quindi un clima più Sì. da stadio che da Consiglio Comunale, ma al di là delle battute, a cosa si appellava la consigliera Richetti? Al fatto che la delibera che è in oggetto in discussione in Consiglio Comunale è relativa alla variante 12 accesso nord, che predispone lo strumento urbanistico, cioè il piano regolatore comunale, della presenza di una cabinovia, cioè della cabinovia in oggetto, quindi l'opera che si sta discutendo. La delibera però nel frattempo, visto che inizialmente l'opera doveva essere finanziata con fondi PNRR, aveva delle scadenze ben precise, cioè le opere del PNRR dovevano essere realizzate entro la fine del 2026. Poi la questione del finanziamento è cambiata, ma questo è un altro discorso. Quindi il Comune che cosa ha fatto nel frattempo? È andato avanti con diverse iter burocratici, diverse procedure, al fine anche di velocizzare proprio tutti i lavori, e la variante, e quindi lo strumento che dice sì, a Trieste in quel tratto del Bosco Bovedo si può costruire una cabinovia, è in discussione adesso. Quindi facciamo l'esempio che avevamo riportato anche nei giorni scorsi, come apparecchiare una tavola e mettere la tovaglia alla fine. Quindi praticamente questo deve essere l'atto madre che predispone il Comune di poter dotare di una cabinovia. Ma nel frattempo, come abbiamo detto, i passi sono stati fatti e sono andati avanti con la procedura, la gara affidata poi alla Leitner, la progettazione di tutti i documenti, eccetera. La consigliera Richetti qui si appellava al fatto che la capigruppo, quindi la riunione dei capigruppo di tutto il Consiglio Comunale, ma ovviamente a maggioranza possono avere i voti per decidere, ha scelto che durante questa sessione del Consiglio Comunale, che dura più giorni, tutte le modifiche, gli emendamenti che sono le modifiche che apportano i consiglieri non possono riferirsi al dispositivo. Cos'è il dispositivo? È il corpo della delibera. Quindi tutto ciò che in realtà è stato già fatto. Quindi oggi non si può andare a proporre una modifica su qualcosa che è stato già fatto. Solo che questa norma è stata scelta dalla capigruppo, con il Presidente del Consiglio Panteca che la applica su decisione, come detto, della maggioranza. La consigliera Richetti in qualche modo non ci sta e dice: dov'è nel TUEL, cioè il testo unico degli enti locali, che è diciamo il documento madre che regola tutto ciò che riguarda un'amministrazione pubblica, gli enti locali, il comune, le regioni, eccetera, dove è scritto che i consiglieri non possono apportare delle modifiche sulla delibera? Non c'è scritto da nessuna parte, dice la Richetti. E quindi il fatto che 18 emendamenti, scusate se leggo ma ho preso gli appunti, 18 emendamenti siano stati che avevano parere tecnico negativo, sono stati debellati dalla discussione, ha fatto scattare la reazione che abbiamo visto poco fa. Gli emendamenti totali presentati sono 389, adesso riprende il Consiglio Comunale nel primo pomeriggio e verranno dati i pareri tecnici degli uffici su quali di questi 389 possono avere parere positivo e quindi essere ammessi alla discussione. Sembra che però ce ne saranno molto pochi. Di questi pochi però saranno tutti relativi alle parti in oggetto del piano regolatore e non a quella parte di delibera che in realtà ha già compiuto dei passi avanti. Questo ha fatto scatenare l'indignazione della consigliera Richetti, che chiede un atto scritto che certifichi che nel regolamento del TUEL, cioè il testo unico degli enti locali, sia riportato come non si può
proporre un emendamento, quindi una modifica a un testo che è presentato in aula. Questo ha fatto scatenare la bagarre che si è chiusa attorno alle 12:30 e riprenderà tra poco. Due cose, la prima, perché non è una questione di lana caprina come potrebbe sembrare a chi vede da fuori? È una questione complessa proprio perché tanti passi, come dicevo prima, sono già stati fatti avanti e quindi i margini operativi anche per l'opposizione di poter proporre modifiche sono un po' ridotti. Oltretutto molti degli emendamenti potrebbero avere parere negativo perché non si riferiscono strettamente allo strumento urbanistico, ma a altri aspetti, il finanziamento, l'impatto ambientale, la sostenibilità economica, quindi tanto altro che è, diciamo, riferito alla cabinovia, ma non nell'oggetto del Consiglio Comunale. E ancora, la posizione della Richetti è in qualche modo condivisa anche dal resto dell'opposizione? Cioè... Sì, è una posizione condivisa da tutta l'opposizione. La Richetti, diciamo, è una delle più forti sostenitrici del corretto svolgimento, ha proprio un regolamento alla mano di tutte le procedure, quindi è quella che si è scaldata di più. Allora, abbiamo ancora un minuto e mezzo scarso, quindi a questo punto chiacchieriamo ancora insieme. Bernardo, tu hai seguito anche ieri la prima giornata delle tre. Quantomeno delle tre previste, perché diciamo che il sentore comune è che probabilmente si andrà avanti anche la prossima settimana. Tutto, diciamo, starà a quello che è lo svolgimento odierno e quello di domani in particolare. Che clima hai percepito? Diciamo abbastanza tutti sono pronti a un lungo lavoro, quindi molti si sono presi anche la tranquillità d'animo di affrontare tante ore d'aula. Ciò non toglie che però le frizioni restano, anche perché molte le tante osservazioni che dovrà analizzare il Comune di Trieste saranno raggruppati nelle cosiddette famiglie, cioè argomenti affini che verranno presi in blocco e prevedono una votazione ciascuna, quindi c'è un clima di consapevole necessità di un lavoro lungo e corposo, fra parentesi alcune volte borioso, però sicuramente l'opposizione non cederà sulle proprie posizioni. Ultima, abbiamo ancora, sto controllando, 30 secondi, poi dopo noi ci risentiremo questa sera durante il telegiornale, perché tu andrai a seguire il corteo dei tifosi. Dalle 18:30 il corteo dei tifosi della Triestina che chiedono rispetto per la maglia rossa labardata, certezza di cosa sarà dell'Unione, garanzie da parte dell'attuale proprietà su cui però va detto ormai le speranze sono ridotte al lumicino. Ci vediamo allora, ci sentiamo nel corso del telegiornale di questa sera e vi ricordo l'appuntamento alle 21:10 circa con Ring e prima alle 17:55 con Trieste in diretta. Buon pomeriggio a tutti e arrivederci.